Partita anche la seconda batteria del dorso assoluto al maschile. Anche qui i migliori 6 andranno in finale. Sono 3 le batterie in programma per questa categoria, quindi fra breve l'ultima e poi si cambierà specialità per passare alla farfalla con le junior femmine. Alla virata intanto Davide Alberton 27,82 di passaggio, il più veloce fino a questo momento. Per la prossima batteria in corsia 1 Gianluca Merazzi, Veneto Banca Montebelluna, in 2 Simone Bortolotti, Futura Club Prato, in 3 Federico Turrini, campione italiano dei misti, medagliato ai campionati europei di vasca corta, Esercito. Al suo fianco altro azzurro targato Fiamme Gialle, Christian Galenda, in corsia 5 Tony Jankowski, Skopje. Davide Albertoni intanto 56,76 per vincere la batteria, il miglior tempo rimane a Greselin 56,68.